Oggi mangiamo il biscotto di mandorla. Il biscotto di mandorla è fatto con mandorle, zucchero, miele, chiare d'uovo e aromi. Il biscotto di mandorla è un biscotto classico. La lavorazione è molto semplice. Vengono macinate mandorle e zucchero. Una volta macinate vengono impastate con chiare d'uovo, miele e della buccia di limone. Viene passato dallo zucchero una volta impastato e poi viene infornato. Richiede 10 minuti di cottura. Come abbiamo detto in precedenza, si può fare con mandorle oppure con aromi tipo limone e pistacchi. Come abbiamo detto prima, può essere il biscotto aromatizzato con le mandorle, con il limone oppure altri agrumi. Addirittura può essere anche fatto con della farina di carrubo oppure con dei pistacchi. Una volta cotto il biscotto è pronto per essere mangiato e buon appetito.